Questo è un evento. Si chiama Digital Showroom ed è uno strumento innovativo che permette alle imprese di mantenere vivi i rapporti di business e di presentare i loro prodotti nel modo più efficace possibile. Fiera di Padova, padiglione 11A. Qui è stata predisposta una regia davvero attrezzata, luci, monitor, microfoni. C'è una sorta di palco dove quinte e fondale sono stati dipinti di verde, il colore necessario per allestire un chroma key. Ecco lo studio preparato da Venice Promex, così migliaia di chilometri di distanza si riducono con un click. Le applicazioni della Digital Showroom possono essere le più varie. Intanto un primo aspetto, contestualizza l'azienda, cioè l'utilizzo dell'elettronica ci consente di far vedere in maniera immersiva, ma in più se qualche impresa ha bisogno per fare video propri aziendali, ecco anche questa è una ulteriore applicazione. La terza considerazione, questa tecnologia però costringerà in senso positivo anche tutte le nostre imprese a migliorare la propria qualità, a migliorare il proprio prodotto e quindi probabilmente anche a creare nuove professionalità. Quale sarà il consiglio che darete alle imprese che vi verranno ad approcciare chiedendo di questo nuovo metodo? Di quanto prima di sfruttare questo strumento che abbiamo messo in campo, perché è uno sforzo da parte del sistema camerale economico tramite Venice Promes, è uno sforzo del sistema camerale con le camere italiane all'estero, con l'ICE, proprio per dare l'opportunità alle imprese di sfruttare questi nuovi strumenti che sono il futuro, sono il presente ma sono anche il futuro. Perché oggi le fiere di settore rimangono sospese, il suggerimento degli addetti ai lavori è quello di pensare a modi alternativi per presentarsi, raccontare per coinvolgere, mostrare e mostrarsi per non perdere il contatto. Perché questi strumenti sono anche degli strumenti assolutamente necessari per le aziende anche per un tema tecnologico, e quindi per mostrare anche la valenza tecnologica dei nostri prodotti, non potendolo fare in questo momento fisicamente, può essere utile. Sostenere le imprese che hanno bisogno di esportare i loro prodotti, che hanno bisogno di una vetrina, ma che magari non hanno strumenti sia economici che tecnologici per poterlo fare. Possono aderire le imprese dei settori più diversi e per il 2021 il servizio sarà gratuito. È il virtuale che diventa presenza anche nei negozi online, è la rete che diventa supporto da una parte all'altra dello schermo.